Olimpiadi invernali sono o non sono o saranno un volano turistico? Qualche disguido c'è stato e qualche turista è stato perso per i dubbi sull'accessibilità dei luoghi. Accessibilità su cui fa chiarezza il presidente della provincia. Sembrava che bisognasse avere il pass per andare in qualsiasi parte della provincia di Belluno oltre Longarone, così non è, che la 203 a Gordina veniva chiusa. E sono tutte abbastanza cose che poi sono modificate in corso d'opera, quindi si può girare liberamente per tutta la provincia di Belluno, eccetto ovviamente Cortina e i mezzi sopra le 7,5 tonnellate che possono circolare solo dalle 21 alle 4, salvo quelli di prima necessità. Le località cadorine si sono riempite di addetti ai lavori, ma sono diminuiti i turisti veri e propri, come sottolinea il sindaco di Calalzo, nel cui comune, per chi fosse interessato, qualche stanza libera si trova. Si è in presenza comunque di un fatto straordinario come l'evento olimpico e c'è fiducia nel dopo. La speranza di noi, specialmente noi paesi cadorini, è proprio questa, che questa sia un volano per poi, per i prossimi anni. Sicuramente non ci si poteva aspettare che questi 2 o 3 settimane di gara potessero fare la differenza per il turismo, per la nostra economia. La nostra speranza è appunto quello che gli investimenti che sono stati fatti, che si pensa a 5 miliardi di investimento, su strutture che poi rimarranno sul territorio per l'87%, che questo grosso investimento sia proprio il volano per permetterci di affrontare un po' il futuro con un maggior spirito anche di iniziativa da parte dei privati, nel senso che qui si spera che ci sarà un aumento del turismo nei prossimi anni che ci permetta insomma di vedere il futuro con un po' di sano ottimismo.